Il candidato alla presidenza della regione, senatore Renato Schifani, ha fatto tappa ieri ad Agrigento per presentare la sua candidatura in un evento organizzato da Forza Italia, dall'onorevole Riccardo Gallo, deputato uscente, alla presenza di tanta gente che ha voluto vedere e sentire l'ex presidente del Senato Schifani, le sue motivazioni, i contenuti del suo programma elettorale per la Sicilia. Ad accoglierlo anche esponenti della coalizione alleata, in primis il sindaco della città Miccichè, che ha portato il saluto ma che ha anche illustrato il progetto presentato, che proprio ieri scadeva, di Agrigento, capitale della cultura. Quindi l'assessore uscente agli enti locali Marco Zambuto, che ha sottolineato come Schifani rappresenti l'unità della coalizione del centrodestra. Quindi il vicepresidente dell'Assemblea regionale, l'onorevole Roberto Di Mauro, che ha sottolineato la piaga del bilancio regionale, che bisogna attivarsi con Roma per un processo di risanamento che non può essere solo siciliano. Quindi il presidente della Commissione Ambiente, onorevole Giusy Savarino, che ha evidenziato come l'uscente presidente Musumeci abbia fatto un passo di lato, lasciando spazio alla candidatura dell'ex presidente del Senato, Renato Schifani, e che governi nazionali, Drago compreso, come siano stati ostili verso la Sicilia. Quindi il senatrice Stefania Craxi, che è candidata al Senato Agrigento Gela, che ha dichiarato come in caso di elezione sarà presente nel nostro territorio a raccogliere e portare avanti le istanze al Parlamento romano. Quindi l'uscente onorevole Margherita Roccarruvolo, presidente della Commissione Sanità, che ha raccomandato al candidato Schifani, in caso di essere eletto, di vigilare sui fondi comuni del PNRR, in particolare quelli riguardanti la sanità e la realizzazione di quelle strutture sanitarie come gli ospedali di comunità. Poi la volta del senatore Schifani, che ha fatto un lungo escursus su come si è arrivati alla sua candidatura e che è stata accettata dai vari leader della coalizione del centrodestra, la Meloni-Salvini, candidatura portata avanti dal suo leader Silvio Berlusconi. L'incontro è stato moderato dall'avvocato Nino Gaziano. Sì, incontro questi candidati come sto incontrando tutti i candidati che me ne faranno richiesta, l'ho fatto anche a Palermo, lo farò anche in altre città. È un bilancio estremamente positivo, entusiasmante, continuo il mio giro per Messina, il senso dell'incontro di ieri è entusiasmo e unità della coalizione e questo mi rincuora molto perché evidentemente i sondaggi non sbagliano, che ci danno vincenti. Si attendeva una tale accoglienza nella città dei templi? Ci speravo, devo dire, ci speravo e l'accoglienza è andata oltre le speranze, devo dire un clima di grande entusiasmo, di grande convinzione della vittoria e questo carica i nostri candidati e ha caricato anche me stesso. Presidente, abbiamo notato che entrano in campo stamani in prima pagina sui vari giornali il problema energetico. Musumeci dà un'accelerata ai termovalorizzatori, lei è d'accordo, la sinistra no. Ecco, come mai negli ultimi giorni prima del voto c'è questa forte accelerazione verso queste strutture? Ma questo dovete chiederlo al Presidente Musumeci perché l'ho detto anch'io. Quindi io naturalmente sono su questa linea politica, evidentemente ci saranno state delle scadenze, leggo che qualche direttore andava in pensione e quindi se è così è fatto bene a dare questa accelerazione. Ecco, si parla di Gela, di un grosso giacimento scoperto del gas che potrebbe risolvere in parte anche le problematiche energetiche, ma è tutto impantanato per motivi burocratici. No, io vengo da Gela, il sindaco ha addirittura accelerato le procedure autorizzatorie dell'impianto, Eni è pronta a partire nella realizzazione dell'impianto, non è affatto impantanato, ho già contattato Eni e credo che da qui a un paio di anni l'attivazione sarà una realtà con grande vantaggio per la nostra terra. Siamo al rush finale di questa campagna elettorale, mancano ormai 10 giorni al termine, una campagna elettorale iniziata con toni maldestri, poi placati grazie alla sua designazione, al suo arrivo come candidato alla presidenza. Di questo ne sono onorato, i vertici dei partiti nazionali del centrodestra ma anche quelli regionali mi hanno chiesto di scendere in campo come elemento di unità, anche se il Presidente Musumeci aveva già fatto bene, ma evidentemente le lacerazioni interne rischiavano di farci ripetere il 2012. Sono un partito, ce la sto mettendo tutta, sono una persona che non si ferma dinanzi agli impegni e dinanzi alle grandi sfide, vinceremo.
Presidente, ieri sera dai suoi alleati sono arrivate istanze in merito alle risorse finanziarie che la Regione non può lasciare perdere dallo Stato. Lei ha fatto anche nella sua relazione un riferimento anche a Crocetta, che avrebbe fatto una sorta di stralcio, insomma, sì. E lei sarà presente anche sempre al tavolo delle conferenze Stato-Regione. Ecco, questo è importante per la nostra terra. Sì, non diserterò questo tavolo importante dove ci si confronta tra il mondo delle regioni, caratterizzato da presidenti eletti direttamente dai cittadini, ed il governo nazionale. Ormai la legittimazione e l'autorevolezza dei presidenti delle regioni è cambiata con l'elezione diretta, quindi è giusto trattarsi nel rispetto delle istituzioni da pari a pari. C'è un competitor che teme di più in questa tornata elettorale? Non mi innamoro di chi arriverà secondo o terzo, perché noi arriveremo già primi. Ecco, anche istanze che sono arrivate ieri sera, in particolare dalla Savarino, verso l'ANAS, verso le reti ferroviarie che ci trattano un po' da terzo mondo. Mi riferisco anche all'Agrigento-Palermo, la CMC fallita, una strada che ancora da diversi anni purtroppo vediamo molto pericolosa con tanti semafori. In questo senso, anche se la Regione non ha competenze sulle strade, cosa si potrà fare per cercare di ammodernizzare anche la rete stradale normale che da anni è abbandonata anche per via della mancanza di fondi verso le province? Chiederò immediatamente al nuovo Ministro delle Infrastrutture un incontro per poi parlare, dopo l'incontro del Ministro, parlare con ANAS, ma partirò dal Ministro per trovare un'intesa, quasi un protocollo di intesa e di operatività, perché le cose così non possono andare avanti. La Sicilia è stata troppo trascurata da ANAS, lo sappiamo tutti, e darò una svolta anche perché non posso tollerare che la mia terra sia eccessivamente trascurata da ANAS, e questo è un fatto storico. La Roccaruvolo la chiedeva vigilare molto sui fondi PNR, in particolare verso la sanità e questi ospedali di comunità sparsi anche nell'entroterra siciliano. Ma guardi, la politica di territorio sarà all'attenzione dell'azione del mio governo, perché se la politica di territorio funziona, il malato si ferma a quel tipo di terapia ed evita di intasare gli ospedali. È una strategia che ho sempre condiviso, purtroppo non è stata mai attuata, e il PNR ci dà una grande occasione che non ci lasceremo sfuggire. Primo obiettivo, qualora lei dovesse spuntarla? Cambiare determinate regole, sbloccare la paralisi delle richieste di autorizzazioni, fare in modo che la Sicilia sia una terra normale che accoglie chi vuole investire e che dia lavoro ai giovani, un lavoro vero, un lavoro privato ma stabile. Presidente, parliamo del 441, lei ieri faceva cenno a diversi colleghi che le chiedono la composizione della Giunta. Ecco, quali saranno, diciamo, il manuale Cencelli, quale sarà, insomma, il suo metro di misura? Innanzitutto un metro principale sarà quello delle competenze, e su questo non farò un passo indietro. Assessori saranno nominati con le deleghe nella quali avranno specifiche riconosciute competenze. Poi la democrazia ha le sue regole, non vi è dubbio che la rappresentanza di ogni partito sarà democraticamente proporzionale a quella che è stata la volontà degli elettori. È iniziata la scuola, Presidente, moltissime strutture purtroppo sono fatiscenti, e con il settore scolastico quali obiettivi pensate di raggiungere? Mi riferisco anche a quello della formazione professionale e a quella dell'occupazione, che molti giovani purtroppo vanno via, molte persone addirittura neanche si formano nelle nostre sedi universitarie preferendo Milano, Parma, Torino, insomma altre sedi. Il mio obiettivo è tutela dei giovani, lavoro ai giovani, fare attenzione ad evitare la fuga dei giovani. Non ci dormirò la notte, il mio impegno sarà perché i nostri giovani trovino lavoro in Sicilia, e la formazione è un tema molto delicato, perché spesso purtroppo si sono avviati dei corsi professionali che non erano compatibili con quella che era la richiesta del mercato. Questo mercato, quindi metterò un occhio molto attento, perché riguarda la vita dei giovani, e sono convinto e determinato nel fare che la formazione di questi, ma anche l'attenzione all'imprenditoria giovanile, venga aiutata e finanziata, perché i nostri giovani devono avere un futuro, e su questo non mi stancherò mai di guardare con attenzione e di lavorarci. Agrigento è una delle città ultime in provincia, in Sicilia, per reddito, per tutto. Ecco, su Agrigento, grazie anche alla presenza di diversi esponenti parlamentari, fra cui l'onorevole Gallo, si potrà avere quell'input in più che da anni purtroppo non abbiamo, Presidente? Beh, Agrigento è una città innanzitutto che ha dei monumenti unici ed un turismo senza precedenti che va ulteriormente valorizzato.
È chiaro che l'impegno di Riccardo Gallo, Giussi Savarino, altri nomi che magari mi sfuggono, non vorrei mancare rispetto, sarà importante per l'attività di questa mia esperienza. E poi Agrigento contiene tanti monumenti e a proposito di Agrigento sono dell'idea che mi chiedo spesso. Tante volte assistiamo a celebrazioni a porte chiuse di compleanni, di feste private, di magnati, di grandi attori che vengono con i loro aerei privati, a porte chiuse celebrano il loro compleanno e poi nel giro di 2 giorni scompaiono con i loro aerei privati e ritornano in varie parti del mondo. Bene, io dico che se queste persone riconoscono la Sicilia un elemento di attrattività, dobbiamo fare in modo che l'attrattività sia anche per le produzioni cinematografiche. Certo, la Regione non può finanziare, ma faremo di tutto per attrarre questo interesse e fare in modo che grandi produzioni guardino la Sicilia non soltanto per le feste private, ma per creare lavoro. Stretto sì, stretto no, ponte sì, ponte no, scusi. Beh, ponte sì, lo abbiamo detto in tutte le il progetto è pronto, è cantierabile, l'appalto era partito, è stato revocato dal governo Monti con un contenzioso in essere, ci sono tutti i presupposti, un governo di centrodestra che lo vuole e la Sicilia e la Calabria con governi di centrodestra che lo vogliono ancora più fortemente. Presidente, siamo ad Agrigento, città da anni sempre col problema dell'acqua, ancora oggi vediamo che le autobotti continuano a essere presenti nel territorio, nonostante si sia formata l'AICA, la prima azienda diciamo a conduzione locale, provinciale, grazie ai sindaci, purtroppo non funziona, siamo ancora con le autobotti che la fanno da padrone e l'acqua purtroppo arriva sempre con tantissimi giorni di ritardo. Il problema dell'acqua di Agrigento è uno scandalo a carico dei cittadini, a carico anche dell'immagine delle istituzioni. Uno dei primi tavoli di emergenza che creerò e chiederò un attimo chiarezza sarà questo, il tema dell'acqua di Agrigento che naturalmente offende la sensibilità di tutti i cittadini ed offende anche la politica.